Pronto? Che cavaliere? Cavaliere Moschita? Sì, io sogno la tuga. Come sta? Sta bene? Stava mangiando? Mi fa piacere. Cavaliere, devi a dare una bella notizia. Mi arrivava un biglietto per 2 persone per ieri nelle isole Antille. No, a mia moglie mi porto. Quale mia moglie? Ho telefonato perché mi voglio buttare a Ossia. Andiamo tutti noi. Non ci sono soldi necchie. Cavaliere, è tutto pagato. Viaggio aereo, hotel, e nacchi di chibiti, e cose da whisky. Ma pilo su... I film, cavaliere, da cammino a nuda. A nuda. L'avevi presente? Oh, non ci subito. Non è che sto scherzando. E non di queste cose, vedi, io parlo molto serio. Tu mi sai fare vedere che là c'è andato il dottore Scianghita e mi ha contato, posso parlare, non c'è nulla da dire. Santa Paolo, facci. Dice da Paolo. La mustata, che cosa sta capendo? Certo, quando hai visto a parte? Domani alle 8. Dice, va su con la moto. Alle 8 perché alle 9 già siamo dall'aria. Va bene, cavaliere? E mi raccomando, se portassi tutte le robe estive, non si mettessi quei 7 zoccole. Perché da fa cavolo. E che il filo ci sta aspettando. Va bene? A domani. Arrivedella. Ah, che ci dobbiamo arricchiare in questo viaggio. Una moneta, guarda che folla che c'è, ma tutto capato. Ah, dai. Cavaliere! Di casa si fatti. Buongiorno. Che si misi i zoccoli che non le cosette? Io non c'ero comandato altro. E poi che... Io ho vestito nero, si mette lei. Cavaliere, che metto carino, i palle prima di chiamare dell'aereo. Questo porta male. Perché la gente si vestono rossi, vinti, gialli. Io sono solo giave. I maglietti, lei sa portare i maglietti. Là è una valigia. Ma perché non va se si mette una maglietta? Ormai ho tempo non c'è più. A macchinare, perciò. Macchiniamo. Lo vede, cavaliere, come ci diceva, si stanno toccando tutti i palle, cioè, qui non con questo vestito nero e ci parliamo un zavotti ci Il parliamo. volo Z1790 vi dà il Meno benvenuto a bordo. male che bene c'è stavolta, sta vedendo che bene c'è. Cominciamo un dopo. Buongiorno. Buongiorno, prego. Si chiama carina, ne dovevo quello che sto a Che numero ha, signore? Siamo nel 17 siamo stati a un sì, sopra lei che mettiamo cavaliere. Solo mette la pattona finestrino, si scanda. E va bene, mi ci metto io. Allacciare le cinture di sicurezza. Cavaliere, non uscendo. Sta sincera la cosa, chi sta a curia, sa mentre si no. Gli ha questa manco ci arriva. Gli ha questa giacca nivora, a lente nivora, ossia, a poi va a darci un barino, darci una monaca. Gli stavo facendo un viaggio bello, non stiamo arrivando, già prima battere. Comandante vede il viaggio nero. Ma, nivora pare. Assistente di volo prepararsi per il decollo. Ora stiamo andando per esempio nella pista, ora come picchia la violenza, prendiamo la prima chiamata, li succhiamo come le vaccarette. A chi lo capinetto? C'è successo, non si scandasse. Non c'è manco un gabinetto qua. Ora già siamo, ora stiamo partendo. Dopo io bello. Si prega di non fumare. Non sta. Non stai vedendo giallo non la faccio. Vuole la busta. Ci picchia la busta. Vuole la busta. Gliela risponde. Oh, cavaliere! Sono vecchio o non sono vecchio? Ma che fedo? Ma quanto sono cacavole? Ma che cazzo che cavolo accadeva degli stiani? Io combasso, cavaliere, non ci siamo nulla che facciamo studiare. La signorina sta bene. Abbiamo ti aspetti. I signori hanno bisogno di qualcosa? No, signore, siccome sa com'è la prima volta che lui viaggia, ci è scappato qualche pieditello così. Capisco. Senta, ma potenzialmente qualche finestrino non si può distrarre, sa, per campare l'aria, che si cangia di chiesa. No, lo sa che non è possibile, non si può aprire il finestrino. Ah, certo, capisco. E se ha bisogno mi chiami, Sì, io cosa sono botta che sto vicino. Il comandante Orazio Scalogna avvisa tutti i Vediamo passeggeri chi sta dicendo. che stiamo attraversando una forte turbolenza da est ad ovest. State tranquilli, toccate ferro. Ma lo tempo c'è, il giurissimo, sto vestito capace di una disgrazia.
lei non ne aveva altro, vidi, gialli. Magari un malo tempo ora mi sto buttare. Io sto feto. Ma... Minchia, come sta ballando sto cosa, oh? Guardate che io... Mi stai scaldando, ne chiedo anch'io, anche chi ci ha chiesto qualche volta. Anche noi Cavaliere, a turbolenza già siamo entrati, vedi che già sta ballando là ieri. Quando c'è questa cosa vuol dire che già siamo proprio nel centro di questa turbolenza. E la turbolenza, che vuol dire la turbolenza? La turbolenza sono le nuvole, quando lei sa che ci sono nuvole che vengono e che fanno. Poi ci sono le nuvole nere e le nuvole bianche. Quelle nere si acchiappano con le anche perché non si possono vedere. Allora quando si incontrano un davaria, bah! E si acchiappano fra di loro e formano un tubo ranne pieno pieno di scaffi. L'apparecchio ci trassi e non sa per su esce. il comandante Orazio Scalogna Vediamo che dice avvisa ancora. i signori passeggeri che già abbiamo passato la forte turbolenza, Cavaliere, meno male. però stiamo perdendo i motori di destra. Minchia, che stiamo sto quasi ne che avete incontro qua tutti quattro quando siete caiti, eh? Come adesso l'abbiamo perso. Stai da vostro cuore, che perché ti sgazzi qua? Per sbagliate venite da fuori. Attenzione, attenzione. Io vediamo che sta dicendo ancora questo. Qui è sempre Scalogna che vi parla. Vi faccio sapere che siamo a 8000 metri, tutto può procedere bene e stiamo perdendo un altro motore. Minchia, dopo motore già. A questo punto noi dell'equipaggio abbiamo deciso, dato che non abbiamo più i motori, di ritornare all'aeroporto di Fontana Rossa. E speriamo che ci eravamo. Toccate sempre ferro. Cavaliere, stiamo tornando. I femmini. Lei ha il coraggio ancora di pensare alle femmine. Vuol dire che è tutto cacariato. E non sappiamo ancora su Cascame, ci eravamo a Catania e lei sta pensando ai femmine, va. Ma si dice su Rosario, no, piuttosto. Santa Maria, Madre di Dio, Attenzione, attenzione! che un'altra chiamata c'è dopo. Avvertiamo che il carrello delle ruote gentilmente non si vuole aprire. Buono, va. Sta facendo i capricci. Minchia, le ruote non ne escono, cavaliere. Uniamo salteremo a mare. Il mare calmo e tentiamo l'ammaraggio. Minchia, che disgrazia. Ma come vi chiamate le fatte rivendenti a me? Rivendenti non batto mai io. Attenzione, Vediamo che sta attenzione. dicendo. Stiamo prendendo quota. Preparare i canotti e i salvagenti. Minchia, sta facendo una mammetta, terroristi, a mare eravamo. Tu ci eravamo a mare forse. Piano piano ci arrivate e mettetevi la maschera. Bastarda, la maschera, guarda, me la va a mettere! Valero, tutto a posto? Ah, Ai, meno male, meno male. ai. Io, guarda, Il comandante Magarino. Scalogna ringrazia tutti i passeggeri Pazzo, di aver sì. preferito i nostri comodissimi Pazzo, aerei. pazzo, sì. Ma Ai. potevi chiamartelo, sto disgraziato, pazzo, Ai. senza motore, va. Nella speranza di riavervi tutti nei voli a Z, Sì, sì. vi augura un felice soggiorno in Sicilia. Oh, cazzo, c'è chiaro più. A morire, cavaliere, andiamo. Certo. Andiamo. Che siamo a tagliolino già. Ai, io vedo che stiamo lasciando. I meduse che ne stanno venendo rappresso. Ma almeno siamo vivi. Toccamo ferro. Annata, chi si tocca? Ah.